Bella raga, ciao a tutti del Comando Veneziano, continuiamo con la Master League nella serie Vintage Comandiana di Pro Evolution Soccer. Fiori, bisogna cominciare a vincere, se no qua gli acquisti non arrivano più. Abbiamo cambiato anche il joystick, siamo quello silver, quello bello, quello molto erotico, nel senso quello che funziona, quantomeno. E vai. Allora, siamo tutti là, per fortuna perché le squadre comunque ci stanno mangiando punti da sole, però siamo indietro, siamo addirittura penultimi in questo istante, mamma mia. Meno male che non c'è la Serie C, però siamo penultimi. Adesso cercare di fare una squadra un po' più normale, nel senso di andare contro l'Ajax siamo. Ok, allora. Castello, Jürgens stanno un po' così. Abbiamo Njord. Castello e Njord. Poi ragioniamo. Allora. Bourget sta male. Dobbiamo ragionare. Ok, mi sento che Miranda sarà la partita di Miranda. Come terzino abbiamo un Acegal. Ciao Valerie, Kelsen è andato. Mettiamo Ivanov. Cellini. Allora, Cellini. Ok. La proverei così. Contro l'Ajax, ragazzi, dobbiamo cominciare a fare i 3 punti. La tensione è altissima. Ci stiamo giocando. Andriy Shevchenko perché dobbiamo portare a casa il primo acquisto. Dopo, una volta che prendiamo Sheva, per fortuna i primi obiettivi che ho non sono tanto costosi perché io sono un po' diverso dai giocatori normali della Master League. Voglio chi mi piace, senza pensare per forza ai giocatori veloci, che roba. Sempre fatto così da quando gioco. Vai raga. C'è tensione, però a me sta modalità così, nel senso registrata così mi gasa troppo, raga. Cioè, non chiedetemi perché, non ha molto senso, però è così. Vai. Ed è il calcio d'inizio. Adesso col joystick argentato sarà sicuramente vittoria. Jimenez. Ecco, cominciano Cellini, uno degli uomini più belli della Master. Nacegal. Attenzione, il Nace. Mettimela in mezzo. Niente, non c'è nessuno dei nostri. Voglio Milan cattivo, però aggressivo subito. Arveladze, c'è l'Ajax di Arveladze. Non è ancora l'Ajax di Zlatan Ibrahimovic. Jimenez, fallaggio da rosso, red card, red card, no. È inevitabile. Peccato. Però cominciamo subito bene. Dai, la squadra la vedo carica oggi. Ecco, appena detto. Sono trascorsi 5 minuti. Arveladze, Shota Arveladze, signori. Già comunque sento un joystick molto diverso. Ha effettuato un passaggio corto. Castello, prova un po' troppo. Dai Fiori, dai, servono i 3 punti oggi, dobbiamo muovere la classifica perché siamo penultimi, non mi va. Nacegal. Passare la palla, osserva la posizione dei compagni. Entra in scivolata. Purtroppo rimessa per i lancieri. Milan Ajax, partita dura, ma si può vincere. La rosa nostra fa cagare ovviamente perché non abbiamo nessuno di giocatori diciamo reali. Però Fiori. Dormita generale. È un corner. L'Ajax ci prova. Il primo calcio d'angolo della partita. Roba nostra. Un passaggio di testa. Attenzione, Berglodomo, signori, il Berg. Stretto. Bravo, buttala su. Vai Castello. No, Castello dorme. Non abbassare la guardia. Sai che sono andato così una pippa. Buttala su, va. Spondona. Niente, Kivu, il grande Kivu. No. Tiro. Brutta, fuori. Bisillabo di felicità, dai. Niente gol. Eggington, un uomo che ha fatto del look la sua prima virtù. Oswald, Cellini, Passaggio stretto. Miranda. Niente. Kivu, gran giocatore contro la già forte all'Ajax. Lungo rilancio in attacco. Shot Arveladze, ma è fuori gioco. È un Ajax che non sta vivendo sicuramente i suoi anni migliori, quelli del 2001-2002, ma poi poco dopo arriva Norvela, brutto errore qua di Nacegal. Si impossessa del pallone.
Non riesco a fare azioni, quello è il problema un po' grosso. Jimenez che sbaglia, ma dai, fioi. Miranda. Prova ad aprirsi un varco. Non ne veniamo Stanno fuori, fioi. cercando un'occasione per Vabbè. segnare. E subisce fallo. Non ne veniamo fuori, ragazzi. Sono preoccupato, sono sincero, perché se giochiamo così non vinciamo una, devo comprare qualcuno prima di Sheva, perché Sono vai Mira. trascorsi 25 minuti del primo tempo. Niente, non riusciamo a sfondare. Qualsiasi passaggio filtrante viene... vabbè, ma ogni cosa è fallo. Il portiere dà istruzioni alla difesa. Testa. Occhio. Tiro. Ma meno male veramente che hanno i piedi storti i giocatori dell'Ajax, perché ragazzi, c'è 2 occasioni d'oro non sfruttate. La palla è alta. Bravo, vai Castello. Buona punizione questa, no. Però non me la sento di tirare. Stromer. Possono tirare direttamente in Jimenez. Niente. Non posso fare un tiro in porta. È vietato ai minori di anni 18 fare un tiro in porta. Bravo, la c'è gol, dai. Niente, il triangolo non devo usarlo. Abbiamo capito. mantiene il possesso. Almeno non in queste situazioni. Jimenez. Castello. Passaggio corto. Njord. Bravo, Oswald. Vai Oswald. Oswald. Mettimela in mezzo bene. Oswald di testa. No, gol, no. No. Fuori di molto. Ma come cazzo ha fatto a sbagliare a Castello? Poi serve un attaccante, cioè se non riesco a scegliere devo svegliare. La partita di oggi è un classico esempio di calcio mondiale. Di calcio del... Prima di passare la palla osserva la posizione dei compagni. Fivo, Molto fuori. pericoloso. Dai, Il Fiori. Milano. Ecco la rimessa laterale. Daric. Quindi proprio una cosa contro il triangolo, Stromer, bravo, Stromer è un buon giocatore. Passaggio stretto. E guardiamo Castello. come sviluppano l'attacco. Purtroppo la perde. Concentration, bravo Stromer, uno dei migliori. La butta su e Castello sembra arrivare prima, ma chiaramente di testa la perde. Non giochiamo male, ma non riusciamo a segnare, cioè non riusciamo a fare l'ultimo passaggio per andare in gol. Miranda, mettila in mezzo. Sì, ma ferma, sa come sta gente, però cioè... Veramente non posso giocare con questi scandali. Bravo Jimenez. Niente, Berglodomo, fioi. Il Berg. Passaggio veloce. Manverto, vabbè. Con i nomi di pesci sono quelli più belli. Niente. Quella di oggi è una dimostrazione di come il calcio va giocato. Bravo Cellini. Finisce la prima frazione, poi qua però facciamo fatica, segniamo poco, prendiamo anche pochi gol, ma cioè, questo ritmo, raga, veramente andiamo in C anche se non esiste. Serve l'episodio dopo tenerla. Questo serve, raga, detta proprio francamente. Stanno cercando un'occasione per segnare. In difesa teniamo per il momento, a parte la sconfitta l'ultima, che vabbè, siamo stati... Vai Daric. Miranda. Bravo Miranda. Njord. Sì, ma Fiori, ma non posso girarmi che me la rubano subito, Fiori, ma... Cioè, vi prego. Rimessa laterale. Siamo in difficoltà, i rossoneri di Milano sono in difficoltà purtroppo, la squadra non gira, sono giocatori comunque modesti e si fa fatica. Non ha fatto niente neanche l'Ajax, a parte quei 2 tiri sbilenchi, ma... Non cade nella trappola. Da quel tiro di testa, grida vendetta, era gol, Fiori. Scusate. Bel passaggio. Mamma mia, portiere a vuoto, Alvelazze sbaglia di testa. Nacegal. Oswald. Eddington. Niente, sbagliare questo. Il Milan forse cominciano ad attaccare. Ecco la rimessa laterale. I giocatori una pareggita, Fiori.
Grande, vai Njord. Njord, ti prego. Tiro. Non ci... No, vabbè, ma abbiamo degli scandali in campo, c'è Maffioi. Non ce la fanno proprio. Guarda, polemiche sontuose a San Siro, cioè non posso vedere un errore del genere. Un errore del genere non è accettabile, però. Triangolo. Deve essere l'occasione d'oro. Si impossessa del pallone. Bravo, dai. Lampard. No? Forse cominciano ad attaccare. Mamma mia, l'ho vista dentro. Signori, l'ho vista dentro. L'Amsterdam. Stromer. Niente. Vediamo come si sviluppa l'azione. Bravo. Ti prego. No, il cumulativo maledetto. Non ci voglio credere. Pare che deve scattare per tanti metri, però che cazzo. Le azioni si susseguono a un ritmo frenetico. Gli spettatori hanno gli occhi. Intendo che non c'è niente da fare. Non riesco a vincere un contrasto e andare in porta. Meneciavo. Barocca. Bourget. Lo mettiamo qua. Che Miranda è al posto di Ximenes. Mettiamo Jorgen. Che spreco, quanti sprechi. Bravo Cellini, bravissimo il Cello. E dopo che ovviamente perdiamo. No, ti prego portiere. Bravo. Esce con determinazione. Bravo Vecchio, dai. 20 minuti per cercare di fare la prima vittoria in questa serie B incredibile, che siamo penultimi ragazzi, siamo tutti vicinissimi per fortuna, ma se non ne vinco una però è dura, niente. Scorsi 25 minuti. Miranda non è fuori gioco. Si inserisce di colpo. Non scappa via. No vabbè Fiori, cioè, sto schizzando in un amaico antico, la gente scappa dal pallone, hanno paura del pallone i miei. Di testa. Bamberto, Stromer. Direi che non riesce a sfondare purtroppo. Buttala su. Njord. La perde, ovviamente la perde. Zora del secondo tempo. No, però subirlo, non subirlo perché Prende il possesso della devo avere qualche credito, perché sennò veramente non compro nessuno. Stromer. Stiamo giocando un po' la Carlona ragazzi, ma sono in difficoltà, vedo che la squadra non c'è proprio. testa. La squadra non esiste in questo momento. Tira. Niente gol. Vai, cambi. C'è un cambio. Eddington. Oswald. Mancano solo Niente. 10 minuti allo scadere del tempo Guarda, regolamentare. con lo sprint non dribblo, andando piano non dribblo, col filtrante non filtro. Cioè, so. Barocca. Passaggio corto. Stromer, mamma mia. Dovranno stare attenti a non abbassare la guardia. Bravo. Questa è una buona azione. Castello. Ma se la lunga è una posta, ma che cazzo vado a fare? Cioè, scusatemi ragazzi, ma ho avuto quella bella... Eddington, bravissimo. Riprende il possesso. Uno dei miei. Tira. Ma vai in area. Ma vai in area. I miglioramenti ci sono ragazzi, anche il joystick, comunque sento che i miei giocatori rispondono meglio, ma non vogliono segnare. Entra in scivolata. Vai Nach. Rimessa laterale. Un minuto, ma no, quante ne ho sprecate. Barbarella la perde, basta. Incredibile, occasioni su cioè non 1000 occasioni, però insomma. Prima di passare la palla osserva la posizione dei compagni. Altro pareggio. Mi dispiace. Incontro entusiasmante. Abbiamo il vincitore. La promozione sembra impossibile, sto giocando così è impossibile. Ho bisogno di Scema ragazzi, c'è bisogno di un attaccante forte, faccio tutto con lui.
36, vabbè, ma fino a questi livelli, cioè, è impossibile. Mamma mia. Non ne vengo fuori, raga, non voglio neanche guardare la classifica. Sono depresso, raga, è ufficiale. Allora, Barocca, la proviamo. Facciamo così. Vale, sta bene. Cellini e Caput però, Raga, bisogna, cioè, la vinceremo questa? Le condizioni del campo di gioco. Siamo con Liverpool. Nel campo. Sì. Il Liverpool Siamo all'Anfield Road. all'inizio. Un Milan che purtroppo non riesce a vincere. Stanno cercando un'occasione per segnare. E le occasioni ci sono state. Si stanno studiando per prevedere le mosse reciproche. Basta con sto triangolo, non serve a niente. Attenzione Michele, gol. Mamma mia. Rimessa del portiere. Palla molto sopra la traversa. Almeno non subisco gol, cioè a parte qualcuno, cioè. Colpo di testa. Spimas. Balla, tira. E tira. No, vabbè, ferma, Il veramente. Cioè, portiere respinge il pallone. ci vuole tempo, devo prendere la mano. Speriamo tutti questi punti persi non siano dopo un problema. È che la squadra è fatta di scappati di casa, cioè. È che sbagliano anche loro. Tutti gli occhi sono puntati su questa azione. Niente. Guarda che azioni. Vai, ributtala su. Lunghe respinte. 10 minuto. Effettua un passaggio. Bello questo. Grande Castellone. Bravo Castellone. Il portiere No, cioè, il cupolotto c'è, signori. Il cupolotto contro il Milan c'è. Non si segna. Adesso la sento la squadra. Mi sto cominciando a prendere un po' la mano. Aia. che stretto. Sta zitto pure. Rimessa del portiere. Palla fuori. Ci vuole tempo. Niente. Sono trascorsi Gerardo. 15 minuti del primo tempo. Vai Valeri. Bourchier, Barbarella per Castello. Barocca la perde. Liverpool si vede che abbia giocatori, però Owen, Michele. Mantiene il possesso. Triangolo. Tiro. Mamma mia. Pessimo tentativo. È pessimo. Dai. Ma no, niente. Il Liverpool è padrone del centrocampo purtroppo, ma d'altronde ci sta. Questo è il Liverpool, se non erro, che ha vinto l'anno prima, se non mi ricordo, i 5 coppe, Coppa UEFA, Supercoppe varie, contro il Deportivo Alavés di Javi Moreno e di tanti altri, ma adesso pensiamo a sta partita. Eddington bravissimo, uno dei migliori sempre. Hanno rischiato davvero grosso. Carragher può fare il cross. Attenzione per Michele, che però dai, insomma, non è colpo di testa, sicuramente l'arma di Michele. Gerardo, Berger. Rimessa del Si portiere. stanno graziando i giocatori del Liverpool. Niente gol. Stiamo soffrendo moltissimo adesso. Fallo bruttissimo di Gerard, espulsione. Jorga, Prima di passare la palla osserva la posizione. Barbarella. Niente. Non mi fa neanche tirare, non mi fanno. Mamma mia ragazzi, cioè, è un livello facile, cazzo. Primi striscioni dei 3000 tifosi rossoneri con scritto: ragazzi, nel calcio si deve vincere, sveglia. Prime polemiche contro mister veneziano, che non riesce a dare la giusta vinta per portare a casa i 3 punti. Occhio. Vai Castellone, bravo. No. Bravo un cacchio. Il Eggington non la prende. Parata del
Grazie portiere. Dopo un bel inizio non esistiamo più in campo. Gerardone. Cerca spazio e tira. Sofferenza Rimessa del incredibile. portiere. Niente gol. Di chi sarà la palla? Ma ne prendiamo una? Oggi è un Non la prendiamo classico più. esempio di calcio mondiale. Non la prendiamo più, Beppe. Stromer. Passaggio veloce. Finalmente recuperiamo un pallone. Sfrutta lo spazio. Ma su, ma non, ma non cioè, il triangolo Fioi non, cioè, equivale a la persa al 100%. Aman, Berger, Cerca di Emileschi. l'avversario. Mancano 5 minuti allo scadere del primo tempo. Vediamo come si sviluppa l'azione. Valeri, Espinas. Guarda come la perde. Bravo. Te la sua. Da uno spondone. Bello per Barocca. Non capisco perché no. Passaggio lento. Bellissima. Espi. Vai Espi. Traversone lungo. Barbarella niente da fare. Filerò di campo durissimo, però È finito il primo tempo. non segniamo. Dobbiamo fare 48 punti per arrivare a scena, ma se non ne vinciamo una cazzo di partita. E ora Calma. ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Castello. Prende il sole, ma c'è anche vento. Ma come? Ma sei notte, vecchio? Ma cosa ti sei fumato? Passaggio corto. Iorga, Barocca. Castello. Tiro. Non ci credo, la bella questa. Oh, però veramente non ce ne va una giusta, Disimpegno in scivolata. Ovviamente la perdiamo. Occhio. No, che svirgolata di Spedisce testa. la palla in calcio d'angolo. Non è possibile che ne vinciamo Il una primo però calcio Fioi. della partita. Corner corto. Prova Bravo. ad intercettare. Prima di passare la palla osserva la posizione Che dei bello compagni. poter fare i Passaggio filtranti. stretto. Bravo Eddington e poi la perde la Berger. Brutto. Ma dov'è il fallo? Ladri. Che è bella questa. Punizione dal limite dell'area. Non ricordo. Il portiere dà istruzioni Barocca. alla difesa. Persa ancora Aman. Tiro. Qui siamo fortunati che Niente. vedo cioè comunque anche loro sbagliano. La partita di oggi è un classico esempio di calcio mondiale. Niente, non c'è niente da fare. Ragazzi, non ne veniamo fuori. Purtroppo. Penso che un inizio così non l'ho mai fatto su sto gioco. Sarà più bello arrivare in Serie A. Michele. Al centro. Gol. Bravo. Ma dove cazzo sono i miei giocatori? Devo buttarla su perché mi sono troppo pressato. E guardiamo come conducono l'attacco. Restituisce la palla. Bravo. No, ma vanno il triplo, raga. Cioè, vai Barbarella. Ma un filtrante, non è possibile che non possa andare come si dice, a segno un filtrante. Cioè, ora c'è tutti morti qua. Il Castello sta anche bene. Miranda. Dai.
Passaggio Chiedo veloce. venia per questo inizio sicuramente poco sexy di questa... No, Si inserisce aia, in corso. grazie. Spinta di pugno. Tiro. I due portieri comunque i veri protagonisti. Palla sul fondo. C'è stata una sostituzione. Quasi 70esimo. Passaggio lento. Passaggio corto. Bravo, Stromer. Niente, è troppa l'impostazione purtroppo dei giochi moderni, cioè non so se Siamo al 25. riesco a fare una vittoria perché veramente sembra impossibile. Cellini, Ha effettuato Jürgens. un passaggio corto. Prima di passare la palla Fallo su Castello. Miranda, Passaggio in profondità. Castello. Ti prego. Tiro. No vabbè, ma Fioi. Ma porta vuota. Vabbè. Il Milano Vabbè. non ce la Non fa abbiamo. proprio a segnare. Ho capito, non devo segnare, dai. La palla A è- porta vuota, ragazzi. A fottutissima porta vuota. Passaggio all'indietro. Miranda la tira in curva. Passaggio stretto. Questo è un bel salvataggio. Dai, rendiamolo epico sul salvataggio. Grande Castello. Bel passaggio. Tiro. Sì! E c'è il gol di Jürgens. Jürgens l'ha messa. Jürgens l'ha messa. Mamma mia, Jürgens l'ha messa. L'ha messa. Adesso dobbiamo difenderla con le unghie e con i denti. Ancora Jürgens scatenato. Jürgens. Jürgens. Tira. Non ci credo, resta il verde della pala. E guardiamo come conducono la Jürgens l'ha messa. Quella di Ma oggi cos'è sta roba? dimostrazione di come il calcio va Cosa volta sto passaggio? 80esimo. Cellino mio. Castello. Madonna, Castello, che cuore che ha sto giocatore. Mirandone. Mirandone. Dai. Vi prego, Fioi. Cellino. Jürgens. palla deviata dal portiere. Castello. E tira. No, è fuori. Ragazzi, ma quanti cazzo di gol ci mangiamo? Ed è importante fare più gol perché mi sembra che con più gol prendi anche più punti, se non mi ricordo su sto PES qua, però Di testa. niente. Jürgens, guarda, dopo il gol siamo veramente cresciuti tanto. IPA, maledetto, bravissimo. Che cuore adesso. Finalmente vedo una squadra di calcio. Che passaggio di merda, però. Bravo Mirandone. Jürgens, Non ce la fa. Tiro. 89esimo. È un classico I tifosi esempio stanno di incitando. calcio mondiale. È servita la scossa con i cori striscioni. Andiamo a casa. No, Fioi. Mamma mia, bruttissimo fallo questo. È un Yellow card. uno giallo. Yellow card. Il portiere dà le sue No. disposizioni alla barriera. Ed è dentro, gol! Che aveva dominato per tutto l'incontro e si è lasciata scappare. Non si devono assolutamente. Da 106 metri. Va bene. Che schifo. Passaggio veloce. Mi sono mangiato anche il gol. Attenzione Castello. Non ho parole. Non riesco a vincere neanche questo. Guarda, cagare. Ecco il fischio finale. Dopo un incontro entusiasmante abbiamo il vincitore. Il Non ho Milano. parole. Non ho parole. Una punizione da 35 metri ho Allora preso. Alessandro, quali sono? Da bella mi credo. Ne facciamo anche un'altra, mi interessa, sono un video di 72 ore. Non ho parole. Raga, non posso più aspettare, compro Macchia 33, ho bisogno di un attaccante perché sennò devo dare una scossa alla squadra. Sheva arriverà. Adesso ho altre cose da pensare. Allora, Macchai. Cambiamo il numero. 9 eroi. Ma perché? Perfetto. Boh.
Dopo vediamo tutto, le classifiche, ma adesso devo vincere, non ho più chance, ho dovuto fare sta palla, sì, ciao, già 11, ne siamo a 5. 5 pareggi, una sconfitta. Total disaster. Buon Miranda, c'è Castello, lo teniamo. Roy sta bene. Barbarella anche. Parti no. Metto Ximenes qua. Vai. Sul campo Una di sola gioco però le 3 si punti, i sta tifosi sono stabilendo stufi. piacevole- L'incontro di L'allenatore è già a oggi è in rischio. campo. Vediamo con Roy Mackay in più. Sapete che il mio primo colpo è Shevchenko, Ed è secondo il Ruud, calcio terzo di inizio. Mackay. La squadra che attacca da Questo è sinistra a destra l'obiettivo nel mio, corso diciamo. dell'esterno è il Milano. Intanto arriva, diciamo, quello meno nobile, tra virgolette, il meno forte dei tre, ma deve lui tirare la carretta adesso. Ho bisogno di lui per fare la prima vittoria e cominciare un mini filotto, se no la Serie A è un miraggio. Per squadra dura, Digno, Ronaldinho, Anelka, Okocha, tanti buoni giocatori, Pochettino, Anelka. Il tifoso gli ha detto la pazienza è finita, adesso i 3 punti. E hanno salutato anche l'arrivo del pistolero Mackay, giocatore che comunque ha fatto grandi cose al Depor. E Ma è solo tira. farle al Milan. Niente gol. Eglinton la butta su È frustrante per per Valeri, la squadra non a essere ancora Barbarella, riusciti ad andare in gol. a Miranda. E guardiamo come E conducono subito l'attacco. però la perdiamo. Passaggio veloce. Occhio, La mette al centro. bravo. Dai, una sponda però. Miranda. Castello, vai Roy. Un'azione di Roy non proprio esaltante. Ma la recupera Roy, bravissimo. No. No, madonna, è passato già rotto, mamma mia. Sudori freddi a San Siro. Questa partita lascia un po' a desiderare in materia di passaggi precisi. Sì, per le punizioni al 90° del Liverpool, vaffanculo, doveva poter essere la prima vittoria. Magari potevo aspettare Šević, adesso ho la pressione che devo vincere, se no la panchina traballa di Veneziano. Il Milan ha come obiettivo andare subito in Serie A. Bravo. No, ma come se la allungano. Il Parigi. Il Parigi. Okocha. Bel giocatore Okocha. Ximenes. Bello sto passaggio di xilofono. Però recupera bene qua. Castello. Bravo Castello, bellissimo qua. Miranda. Dai Roy. Dai Roy. Fallo su Roy. Dai Roy. No, Stromer. Questo era fallo però, vedi, a Bellamy sì. Al Liverpool sì. Eddington. Miranda. Okocha se ne va. Aia, Digno. Bravo Ivanov. Oddio, squadra forte, eh. Una delle migliori ritrovate. Vedo che è una squadra comunque pressa, sono forti. Ma fine dobbiamo vincere, Roy. Eccolo Roy, eccolo Roy, eccolo Roy, signori. Arriva il pistolero al debutto, gol di Roy Mackay, signori. Mamma mia. Grande Roy, grande Roy. Qua genialata di Castello. Mackay fa una gran cosa. Il numero 9 del Milan. Come potrei farla? Vediamo. Ok. Dai. Bravo Roy. Vai sull'area dell'entusiasmo. Ho esagerato. Bravo Cellini. Il pistolero. Castello. Vai. No, è fuori.
come si Occhio. sviluppa l'azione. Castello, sta giocando molto bene Castello, non sbaglia niente. Passaggio lento. Miranda. Tutti vanno a dare l'eroe ovviamente. Vai Castello, grandissimo Castellone. Al centro. Non ci arriva il pistolero, peccato. Una Jimenez. riserva ha cominciato a scaldarsi a bordo campo. Dai che il PSG, dai che stiamo giocando benissimo adesso. Cominciano ad attaccare. Qua Roy ha provato una cosa difficile. Poi comunque Roy è veloce, ma non è certo la velocità da sua arma, è proprio il posizionamento. Il tiro da fuori, anche perché mi ricordo che Makai comunque appena aveva la palla aveva subito una visione della porta con... sapeva sempre dove era l'angolo giusto della porta, e gli attaccanti sono così. Dovranno stare attenti a non abbassare la guardia. Bravo Nac! Sta Però studiando la situazione. Quella di oggi è una dimostrazione di come il calcio va giocato. Però questo non possiamo fare il cappellone che abbiamo fatto con Liverpool, che per carità non è colpa nostra, però una punizione da 106 metri, ciao. Bisogna fare il secondo. Il Milano. Roba nostra. Ecco la rimessa laterale. Bravo, vai Jimenez. Cellini. Il pistolero se ne va. Non devo, sbaglio, devo passarla, fare gli 1-2. Bravo Stromer. Va bene, roba nostra. Rimessa laterale. Roba nostra. Dai, va bene. Ecco il fischio della fine del primo tempo. Va benissimo. Commentiamo. Ecco, Oggi non c'è comincia il appello, secondo tempo. o vittoria o a casa. Grande Cast. Peccato, mamma mia. Castello, prova matura. Miranda. Passaggio Castello. corto. Ha trovato un varco. Eroi. Eroi sente la responsabilità di avere la squadra praticamente sulle sue spalle. Attenzione. Stromer fa sempre bei interventi. Nac per Roy. Non devo fare queste cose. Sto sbagliando adesso. Ha effettuato un passaggio corto. Magari avere l'ultimo passaggio. No, Fioi. Tira! Mamma mia. L'ho vista dentro. Come prima, passaggi andiamo in porta. Barbarella. Miranda. Prima Castello. di passare la palla osserva la posizione dei compagni. Bravo Roy. E guardiamo come conducono l'attacco. Non Passaggio veloce. prendiamolo. Stanno cercando un'occasione per segnare. Bravo Nac. Buttala su. Spondona di Roy. Ma la perdiamo ancora. Ecco, non ce la fa. Niente. Vediamo come si sviluppa l'azione. Attenzione Deu. Perdigno. Portiere. Bravo. Nac. Cellini. Vai Roy. No, Miranda, scusate Roy. Ecco un'occasione. Castello, ha provato il tiro per non perderla. Ma la perdiamo uguale. Siamo al 15° del secondo tempo. Bravo Egd. Sta giocando la squadra oggi Castello, però ragazzi veramente in formissima Roy. Roy qua l'ha aspettato però. Sente molto responsabilità, si vede che sa di essere il giocatore più forte, più talentuoso, appena arrivato, subito gol. Vuole cambiare lui le sorti del Milano. E la recupera molto bene. Una riserva ha cominciato a scaldarsi a bordo campo. Sembra pericoloso. Domi. Vara nel K. Cosa si inventa? Bravo. Fallaccio orrendo nel K. Entra il Gerino, esce Mendy. Passaggio corto. Stiamo dormendo adesso però zio Ken. Manda la palla al centro. No, eccolo là. Colpisce di testa. Che errore di Vigno qua. Palla molto sopra la traversa. Ellington la tira su.
Sponda bella Miranda. Sono trascorsi 25 minuti Roy. dall'inizio della ripresa. Castello non ce la fa, siamo in difficoltà. Brutto fallo. Ma che brutto fa. Brutto fa. No? E tira! Parata del portiere. Qualcuno ci ha, un po' di culo. Palo miracolo non lo so. Palo miracolo non lo so. Alcuni giocatori sembrano sfiniti. Bravissimo Mirandone, Roy. Vede Castello. Siamo distrutti, siamo distrutti. Barbarella è finita. Mettiamo Oswald. Ok, e togliamo anche Castello. E mettiamo Barocca. Siamo stanchi Beppe, siamo stanchi. Ha effettuato un passaggio corto. È andata bene una volta, non possiamo rischiare ancora. Ci prova la lontana. Madonna figlio. Palla fuori. C'è stata una La sostituzione. scelta di tempo du croc. Perché arriva Eddington, bravo, bel stop, però no, siamo finiti. Devo prendere il gol, ho capito. E tira! Niente gol. Oswald. Bravo Oswald e poi la perde. Però è nostra. 9 minuti. Dalla prima fottutissima vittoria. Eddington, ma ancora nostra. Ecco la rimessa Ma laterale. come? Come è nostra? No vabbè, fioi. Bravo Oswald, appena entrato è subito a far vedere di essere il signor Oswald. Bel passaggio. Per Barocca. Però è una cosa impossibile. Miranda. Mackay. Bravo Stromer, non ci credo. No, gli ho regalato la punizione. Fischia il fallo. No, ti prego, no, Fioi no. Punizione Mamma mia. dell'arbitro. Per questo giocatore è una buona posizione. Rimessa laterale. Riprende il possesso della palla. Grazie portiere. Palla verso il centro. Qui che non c'è nessuno dei miei. Colpo di testa. Abbiamo avuto lassù. Secondo il mio orologio, il tempo è Bravo Oswald, è entrato benissimo Oswald. È entrato divinamente Oswald, Barocca. Si finisce di corsa. Barocca, finta, bella, finta. Bravo, ci sta, ci sta. Bravo Barocca, ti prego fischia, arbitro, andiamo a casa, arbitro, andiamo a casa. Oh, fischia! Guarda sto... Bravissimo, buttala lì! L'arbitro ha E si vince finalmente ragazzi, ci voleva il nuovo acquisto. ha condotto la partita sul Grazie Roy, 1-0, primi punti, primi 3 punti della stagione. Che sofferenza, fioi. Grazie Roy. Allora Sandro, Grazie, quali sono Roy. le tue impressioni sulla partita? Ah, è stato un bellissimo incontro. Entrambe le Aiuto. Andiamo a vedere la classifica. Insomma, io sono tantissimi punti. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!